Pronto? Pronto? Sono Ettore Petraroli. Ciao Ettore, tutto a posto? Com'è difficile a parlare con te? Perché? Perché avrò fatto 10 tentativi. Allora, innanzitutto ti dico una cosa che siamo in diretta, quindi insomma canale 885 e canale 875. Ma dove stavi? In una caverna, in una grotta? Rustive, Giusy? Stavo in sala discografica perché lo sai, tesoro mio, qui si lavora sempre, non ci fermiamo mai. Stiamo Ecco, progettando per l'anno prossimo. ma come si può fare? Non c'è una sala discografica dove si piglia il telefono, eppure ci E questa dovrebbe... è la cosa E brutta, questa è hai la cosa bella. ragione. O forse è la cosa bella, perché giustamente uno quando lavora non può stare col telefonino, Stiamo però in pace del Signore. state in pace, però è vero, non c'è casa discografica, oppure per esempio in certe televisioni scavate sottoterra, lì è difficile parlare. Allora, senti, Giusy, volevo chiacchierare un po' con te. Innanzitutto farti i complimenti per Nishun, perché mi piace assai, devo dirti la verità. E, Grazie, mi fa piacere. e infatti la sto suonando assai, assai, assai. Però Mi fa tanto piacere. volevo partire da una cosa con te. Visto che prima ho citato certe parole napoletane che adesso vanno molto di moda, perché sai che nel tempo tutto cambia, no? E Del cambiamo. tipo? E del tipo, per esempio, aspetta, che non ho il foglio davanti, però del tipo, per esempio, non te la voglio dire perché ho detto adesso l'unica cosa che mi viene in testa è una roba troppo volgare che non si dice ad una donna. Però volevo chiederti qual è la parola Sì. napoletana che ti piace di più? Ma la parola nel senso... Una Spiegami il parola, senso una però. parola napoletana che usi spesso, una cosa, una Ah, parola. che uso... Eh, adesso non ti so dire, mi stai prendendo... anche un saluto, che ne so, una cosa che dici che in napoletano funziona meglio che in italiano, ci sta? Saluto, nel saluto... Cioè, per Vabbè, esempio, oggi si usa eh, ciao, Ciamo, e questo è già un fatto. Cioè, per esempio, tu il tuo compagno, come lo chiami quando siete tu e lui da soli? Lo chiami no, Amo? sinceramente no, ci chiamiamo con i nomi, siamo Ah. rimasti ancora nei tempi... Sì, Quindi tantic, ho capito. Sì, siamo sì. un pochettino antichi. Vabbè, ovviamente poi dipende dalla situazione, poi ovviamente. Beh, certo. Quando c'è il dolce ci diamo il dolce, quando poi c'è Eh. il salato ci chiamiamo con i nomi. Senti, allora, hai vissuto un'estate di fuoco e sono contento per te perché la gente si è resa Ti conto, ringrazio, insomma, di Giusy Attanasio. Sai che ti pensavo che per ringrazio. le donne, insomma, farcela è sempre più difficile che per gli uomini, Sì, no? è vero, sì. Le donne devono lavorare sempre il doppio, sempre il Sì, triplo rispetto sì, al ragazzino di 20 anni, semmai bello, no? Come il sole che si mette davanti sì. alle Per telecamere. nostra sfortuna è così, hai ragione. Ecco, perché mi fa piacere per te, perché tu sei una che non canta da ieri, insomma, canta da un sacco di tempo, giusto? Discograficamente sono giusto 3 anni, Eh, discograficamente, però poi diciamo la mia passione è nata all'età di 4-5 anni, ma tu, quindi è parecchio. ma ti sei sempre detta voglio fare la cantante? No, non l'ho mai detto perché non credevo nelle mie doti canore, ti dico la verità. Essendo che comunque ho mio padre che è stato un mio fan da bambino, cioè Eh? io da bambina, quando ero bambina, non lui da bambino, perdonami, non credevo in lui, nelle sue parole, perché ovviamente sono sempre del parere che ogni scarafone è della mamma sua, e Eh. quindi automaticamente mi facevo papà, te lo dici perché sono tua figlia, però... non credevo in me, diciamo così. Poi fino al punto che comunque sono andata a studiare, tutto è nato per un gioco, in una festa tra amiche, ho cantato lì in pubblico, mi sono esibita e da Sì. lì mi è passata questa paura di esibirmi in pubblico. Ecco Ma da cose no. senti, ma adesso quando c'hai davanti un sacco di gente, so che qualche sera fa, o forse ieri sera eri a Melito, giusto? Sì, sì, Eh, sì, sì, perché sì. ho visto delle foto che hai postato oggi, ma quando c'è davanti a te un pubblico, c'è tanta gente, tu sei lì sul Sì, palco, sì. ma che cosa pensi? Cioè, come sono contenta o mamma mia mi mette una paura? No, no, paura no, ti dico la verità, a distanza di 3 anni la paura, cioè, c'è sempre l'emozione ovviamente, c'è l'ansia, Eh, però tutto quel pubblico ti dà forza perché ti emana un'emozione indescrivibile, automaticamente ti dà quella forza di poi emozionare loro. Quindi certo. è meraviglioso, la sensazione è un'emozione unica, stupenda. No, anche perché in quel caso è come se ci fosse una catena che lega te e la gente che sta lì sotto, no? Sì, 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 è vero, Soprattutto, sì. soprattutto quando c'hai il pezzo che funziona
e che quindi la gente canta a squarciagola. Senti Sì, sì, Giusy, sì. ti volevo chiedere una cosa, non voglio entrare nel personale, ma come Sì. sei tu a casa come moglie? Sei una che rompe le scatole, cioè nel senso che dice che hai fatto? Non lo so, mi hai spurcata la cucina, Sì, io oggi sì. pulizzate e tu mi hai Questo sì. spurcato tutte cose. Ah, aspetta, mettiti i pattini, levati scarpe, cioè Sì, sei... sono una di quelle Ma perché sei ci tengo alla fantastica! pulizia. Questo sì, è così. Non sono una moglie che rompe le scatole su altri sensi, però Sì, mi piace mantenere l'ordine e la pulizia a casa, ci ecco, ma tengo. voglio sapere una cosa, è lui che ti dice? Cioè ti risponde mai Vabbè, meglio Giusy? non parlare, stendiamo un velo pietoso di questo discorso, altrimenti dovrei risultare un pochettino No, no, dialettica no, nel ma caso. voglio sapere una cosa che si può dire, cioè per esempio ti dice mai Giusy, ma non mi scuccia, sì, Ma fammi sta quieta, ma ma fammi sta lo qui. faccio Vedi? sempre. Vedi che te l'ho fatta dire una cosa in napoletano, fammi sta Sì. quiet, per esempio, è Sì. una roba bellissima. Senti, ma lui è un tifoso del calcio Napoli? Del Napoli? Assolutamente sì, Eh, tatuaggi, scudetto, no, eh. scudetto no, la coppa, così. E tu che fai? Mentre lui si vede le partite del Napoli, tu ti muovere a Barbara D'Urso? Com'è la storia? Sì, io proprio la domenica amo vedere Barbara D'Urso, però Eh, purtroppo mio marito non me lo permette mai, quindi poi quella mannaggia. volta che siamo a casa, ovviamente sto parlando d'inverno, perché Eh, adesso esattamente sono 5-6 mesi che non guardiamo la TV e neanche lui vede più la partita del Napoli, eh, perché fortunatamente non ci stiamo mai a casa. vedi? Quindi mi sono tolta un peso da addosso. Ma tra poco si inizia un'altra volta, da novembre, dicembre si inizia un'altra volta la solita storia, diciamo. Senti, quelli fanno bene, quelli là che sono sposati per esempio da 20 anni, da 30 anni, che a un certo punto hanno Sì. due camere matrimoniali. Sì. Capito? In ogni camera hanno il televisore, hanno il bagno Tipo la Maria personale. De Filippi, sì, Tipo sì, sì, Maria poverina. con Maurizio Con Costanzo. Costanzo, sì, Cioè, è così, è che sono vivere belle. insieme, ma tu in realtà non vivi insieme, cioè è come se vivessi per... tu glielo devi Separati in proporre. casa. No, ma tu glielo devi proporre a tuo marito. Tu vedete tutte le partite che vuoi. Vabbè, guarda, io ti dico una cosa, io sono fortunata in un certo senso perché comunque mio marito ama il divano, ama il salone, quindi automaticamente guarda la TV nel salone. Eh, Io dopo mangiato, ho fatto le mie cose, comunque vado in camera da letto e mi guardo le mie cose. hai visto? Quindi automaticamente siamo separati in quel caso. Senti, sai perché ti sto facendo parlare di tutte queste cose? A parte il piacere di conoscerti meglio, perché non ci conosciamo Sì, meglio, insomma, non ci piacere conosciamo mio, bene, piacere. benissimo. Però il fatto che poi tutte queste cose finiscono nelle canzoni, perché questo è il bello Sì, delle canzoni napoletane, no? La quotidianità, quello che viviamo tutti i giorni, per sì. cui si t'appiccica con marito, si dice certe cose, non ne dice, e questo è Sì, il sì. bello della canzone Ma napoletana. Ettore, sai una cosa? Io quando mi esibisco, essendo che io e mio marito abbiamo inciso una canzone giusto 4 anni fa, Tutti e due eh, insieme? sì, tutte e due insieme, sì. No, io la già trovata, Lui prima Andrea. cantava, adesso si è fermato da quando sta Oh, gestendo me. eh, Quindi comunque all'epoca abbiamo inciso questa canzone prima che noi ci mettessimo insieme. eh? Questa canzone quando capita, che lui adesso non la vuole cantare più sugli impegni, ti lascio immaginare perché ormai si è stufato, diciamo, Sì, del eh, nostro ambiente, automaticamente quando capita che siamo tra amici oppure lui la canta, facciamo proprio i duetti come Nino Crispi e Bianca Sollazzo e la gente si diverte, ride perché dice Giusy, ma veramente voi fate questo? Sì, dalla mattina alla sera noi a casa facciamo questo perché ci prendiamo in giro, ci sono i litigi, però vabbè, sono litigi che ogni coppia fa e raccontiamo proprio la nostra vita quotidiana, la raccontiamo lì sui ristoranti e sugli impegni, Senti una quindi cosa. le persone amano sta cosa. Allora, senti una cosa. Intanto noi ci vediamo venerdì perché venerdì sei Sì, nostra ospite, sei qui con Enzo sì, Calone e Maria Bonaurio. sì, E quindi sì. insomma Comunque io avremo... colgo anche l'occasione per salutare tutta la famiglia di Marigliano e la splendida emittente televisiva su cui ti trovi e la radio RTC Targato Napoli. Grazie. Senti, l'ultima cosa, prima di salutarci, Sì, mi vuoi fare una serenata? Un pezzettino di una serenata? E mi vuoi cantare un poco di questa canzone che cantavi con tuo marito, solo un pezzettino? sì, certo, come no? Va, va. Assolutamente. Ma che serve continuare questa pazzia? Io t'amo troppo però stongo soltanto io. Non mi serve solo un'ora per fare amore. Io ti voglio tutta la vita insieme a me. Che meraviglia, io la devo trovare sta canzone. Grazie Si chiama Giusy. Dimma che serve.
Grazie, ci vediamo venerdì. Saluti a casa. Ok, Ciao, ciao grazie. Ettore, un bacio a tutti, ciao. Ciao, 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 ciao.